Non siamo qui sotto per protestare sulla prefettura, ma per sostenere insieme una lotta importante, che è quella che ogni padre di famiglia, ogni persona torni a casa dopo aver lavorato. Sicurezza e salute sul luogo di lavoro. E questo è il tema che ha spinto le principali organizzazioni sindacali a chiedere al prefetto un incontro urgente per affrontare insieme la questione. Agricoltura, edilizia, manifatturiero metalmeccanico sono questi settori lavorativi nel Vicentino che hanno registrato il maggior numero di incidenti e vittime dall'inizio dell'anno. In Veneto ad oggi le vittime sono 24. L'ultimo incidente è solo 2 settimane fa a Valdagno. 8 infortuni mortali a Vicenza nei primi 6 mesi dell'anno. Siamo gli ultimi in questa triste classifica nel Veneto e quindi abbiamo l'assoluta necessità di intervenire. Vicenza ha avuto troppi infortuni, ha un tessuto di piccole aziende che bisogna sostenere, aiutare ma controllare. 3 i punti in cui secondo i sindacati è necessario intervenire. L'informazione in tutte le imprese, anche in quelle più piccole. La cultura della sicurezza da insegnare sin dai banchi di scuola. La capacità ispettiva attraverso il potenziamento dei controlli dello Spisal e dell'ULSS. Ci ha anticipato nella proposta. Noi andavamo su per chiedere un tavolo comune. Il prefetto ci ha assicurato che questi 3 punti sono centrali anche per la prefettura. Il prefetto aveva già l'idea di un tavolo congiunto, anche allargato, con tutti gli organismi presenti e le associazioni del territorio. Il prefetto ha dato disponibilità a settembre naturalmente di avviare questo tavolo di confronto permanente. Noi a settembre ci ritroviamo tutti insieme.